Scatman's World. Veneziano, vai di Milan, Bologna, campionato ragazzi, siamo tutte e tre le squadre, Milan, Napoli, Juve, siamo a 22 partite giocate e siamo Juventus 51, Napoli 51, Milan 49, ragazzi 3 squadre in 2 punti, il Milan è tornato e può puntare allo scudo e si gode. Acquisti mirati, consigliati anche da voi ragazzi, siete dei figoni e andiamo. Vai ragazzi, vai Beppe. Vai Beppe. Mi auguro che sia un bel incontro. Occhio. Stanno attraversando un periodo di forma eccezionale. Sì, grande periodo per il Milan, ma stiamo zitto. Oddio Bergomi ha parlato ragazzi. Quando Bergomi parla sono cazzi. Vai Bergomi. O Bergomi. Alla Bianchi, fa tutto bianco. Fioi? Ecco, ha parlato Bergomi. C'è Rolando Bianchi, Ronaldo Bianchi, non ci credo. Sterling. Vai Manzo, spacca. Fallo, vabbè, dagli rosso però sto porco. Che palle. Madonna, dai che sono l'uomo in meno adesso. De Jong, King Kong. Fuori King Kong. Dai che non l'uomo in meno, possiamo attaccarli adesso. Mamma mia, rosso per il porco. Dai ragazzi, non possiamo perdere in casa con il Bologna, con tutto il rispetto per il Bologna, per una cagata dei primi minuti. Vai Mandzukic. Calma, sono con l'uomo in meno adesso, mi manca un difensore. Errore qua di Salvio. Dai che è nostra, dai sarebbe bello fare il gol alla fine del primo tempo, così da spezzargli le gambe a sti porchi. Vabbè, però Salvio non mi sta piacendo, oggi proprio Tarapti è ancora rotto e sinceramente Honda è la cosa più inguardabile dopo il Big Bang. Ma vaffanculo. Fine primo tempo. Ragazzi, 45 minuti ce li spariamo tutti, uomo in più per il Milan, espulso un difensore del Bologna. Adesso però ragazzi bisogna ma proprio straminimo pareggiarla entro il 70esimo. Mandzukic. Riccardo Montelevo. Riccardo ti prego crossala bene. Questo è gol! C'è il gol subito! C'è il gol subito! Grande Salvio. Guardate Montolivo che genialata. Tac. E di testa la mette. Grande Milan. Adesso bisogna vincere ragazzi. Adesso devo fare l'impresa, che poi non è neanche tanto un'impresa in casa col Bologna, e andarla a vincere Beppe. La voglio vincere Beppe. Perché lui non è Bergomi, ma Bergomi. Blind. Nigel De Jong. O Nigel, la buona scelta. Montolivo. Salvio, l'autore del pareggio. Il gol di testa di Salvio perché non ha altro mettere un cazzo. Attenzione Mandzukic. Non ci credo. Vai Sterling, pennellala. Montolivo non ci arriva. Adesso sarà un assedio per gli uomini di Veneziano. Dai però Fioi. Concentration please, concentration. Vai Davini, vai Blind. Montolivo. Salvio. Bel numero di Salvio, dopo per poco. Dai ragazzi, non possiamo perdere punti in casa col Bologna, fuori gioco di Salvio. Dai ragazzi, crediamoci. Dai Beppe. Ho bisogno di Beppe in questo momento. No, ecco la sfiga della sponda, ma recupera molto bene Vertonghen. De Sciglio. De Jong prova a buttarla su. Poteva fare altrimenti Manzo che ci spondona meravigliosa dopo Sterling forse è quello che finora si è ambientato un po' meno bene ed era anche prevedibile perché insomma gli inglesi
In Italia insomma pochi hanno fatto bene, perché non sono venuti neanche tanti, ma quelli che sono venuti sicuramente non hanno fatto cose devastanti. Mandzukic cambia tutto per Sterling. Montolivo non ce la fa. Pressiamoli, vai Vertonghen. Niente da fare. 71esimo ragazzi, non abbiamo tantissimo tempo adesso. Mani, sì, fallo di mano. Guarda Bologna come tiene per il pareggio, che schifo, schifosi. Ma non possono fare un erroretto. Ecco, no, per poco. Guarda come tengo, sì, vabbè, ma che non sono nel Madrid che tengono palla così, ma dai, per cortesia. Guarda che lo sto buttando via, cosa sto buttando? Bravissimo De Jong, dai. Dai De Sciglio. Salvio vede Mandzukic, questa adesso è l'occasione, o adesso o mai più. Sterling. Fallo, no, non me lo dà. Diamo anche il fallo, non è che fallo per il Bologna, non ci credo, beh. 80esimo. Chiaramente la salva il porco. Blind. No, ho sbagliato io. Sì. Troppa tensione, troppa paura di sbagliare. 83esimo è quasi finita. Bravo Blind, madonna Blind, però recupera palloni a tradimento. Vai Sterling. Qua devi sfruttare la tua velocità. Vai Sterling. Ma neanche fa. Vabbè, ma ho capito, ma la vai a fare in culo però. Dai Sterling, ti prego. No, ma vai a fare un calcio d'angolo. Ti prego, adesso. Ti prego Riccardo, pennellala. Niente da fare. Un minuto, è praticamente finita ragazzi. Buttiamo via 2 punti che possono voler dire addio campionato, Vertonghen. Ma proprio a Vertonghen dovevano darla. 2 di recupero, pochissimo anche di recupero, incredibile. Mandzukic. Incredibile, Dio santo. 1-1 vergognoso. Spari in culo. Ragazzi, Napoli-Milan. Questo è veramente il big match e ce lo spariamo tutto chiaramente. Napoli 54, Juve 54, Milan 50. 3 squadre in 4 punti. Il Milan ha buttato via un'occasione d'oro col Bologna in 10. Adesso però al San Paolo è l'occasione della vita. Se vinciamo ritorniamo pienamente in corsa per tutto. Se pareggiamo sarà dura, se perdiamo a mio parere è quasi finita. Napoli, Milan, San Paolo. Questa deve essere la nostra partita ragazzi, non abbiamo alternative. Dobbiamo andare a -1 dal Napoli che è primo per Mandzukic. Tiro inguardabile di Mario per scontri diretti. Dai che lo scuro deve essere nostro. Adesso mi sono fatto ingolosire da questa classifica, anche se l'obiettivo nostro era quel piazzamento nella UEFA, nell'Europa che conta della Champions. Montolivo. E non riesce a far giungere la palla al compagno. Sterling. Pallone crossato in direzione. Mamma mia che bello che era, peccato. Sterling è l'unico giocatore che deve un po' ambientarsi alla corte di Venezia. Mamma mia. La tensione è altissima però, perché questa so che è una partita decisiva per me. Il Napoli tra virgolette può anche permettersi l'errore, noi no. Se noi vogliamo puntare allo scudo dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti oggi. E sarà durissimo a San Paolo, perché Napoli sta facendo una stagione devastante. Mandzukic, Marione. Intercettano palla a centrocampo interrompendo la manovra avversaria. Bravo Mandzukic. E Mandzukic vede Salvio. E Salvio si invola. No, ho sbagliato il tasto, sono qui. Dai ragazzi, dai. Vai. Dai Salvio. Bravo Salvio, ti prego Salvio. Salvio! Non ci credo. Me l'ha presa il porco. Me l'ha presa. Non ci voglio credere.
Reina ha fatto un miracolo qua su Salvio. Però ci siamo. Il Napoli deve ancora arrivare in area. Mario. Attenzione all'errore, invece no. Questa è l'occasione di tornare in corsa prepotentemente. Salvio, questa deve segnarmela. Non ci credo. Non ci credo, altro errore. Ennesimo, Salvio ha fatto 2 errori imperdonabili. No, Montolivo, fa una bella roba e poi la sbaglia. C'è solo una squadra in campo, è della C Milan di Milano. Dai. Vai Mario. C'è molta tensione da parte degli uomini di Veneziano perché capiscono che è l'occasione della vita. Dopo una partenza così disastrosa siamo in lotta addirittura per lo scudo, cioè pazzesco. Attenzione, avanzano compatti. Occhio. No, beh dai, no, il gol così, prego. Bravo Sterling. Marione. Mandzukic perfetto per Salvio. Neanche te, no. La palla schizza. De Jong. Salvio. Vai Salvio. Vai Salvio. Ottimo interrompere la giocata degli avversari. Riesce per Mario. Fischer chiude il triangolo col compagno. Ma porca di quella porca. Vai Manzo. Vai Montolivo. Vai Sterling. Bello. Bravo Sterling. Bravo Paolino Sterling. Niente, non riesco a trovare il gol. Primo tempo giocato anche bene a mio parere, ma manca l'acuto. Bravo, ma il problema è che i giocatori hanno tanto cuore, quello sì Sterling. Era poeta Sterling. In verità non l'ho pagato tanto, però mi aspettavo un po' di più, per adesso. Ti prego Sterling, devi smentirmi adesso. Occhio no, Pandev no. Bravissimo, eccezionale. Intervento fenomenale di Desci. Fine del primo tempo un po' così. Qua ci si gioca il campionato, raga, c'è poco da fare. Negli ultimi minuti metto chiaramente offensiva se le cose non vanno. No. Avanza verso l'area. No. Bravissimo. Niente da fare. Perché in fiera stiamo giocando bene, almeno questo lo dobbiamo dire. Vai Sterling, ti prego. Sterling è proprio Dai Sterling, smentiscimi, ti prego. Dai molto, Riccardo, perché? Vai Manzo che ci pensaci tu il capocannoniere. Ma no. Non va Beppe, non va. E con cambio l'allenatore cerca nuove soluzioni per passare il vantaggio. Maggio. Enrique. Lottano per conquistare il pallone. Vai Mandzukic. Vai Mario. Vai Mario. Niente da fare. Niente da fare. Non va. Reina impenetrabile. 6 tiri a 0, siamo 0 a 0. E 6 tiri anche pesanti, certo. Non tolevo fare il miracolo, niente. Non so cosa dire ragazzi, la sto giocando benissimo a mio parere, ma la fortuna non è dalla mia. Ti prego, un acuto. Bravi ancora in difesa, va a rimpallo favorevole, incredibile. Bravo Abbia. Attenti ragazzi, che non basta un tiro da gol. Callejon. Ha intercettato questa palla con il minimo
Occhio. Mi piace inserirsi alle spalle dei difensori, ma stavolta 66esima, tensione altissima, faccio che fatica a commentare adesso perché la posta in palio è mostruosa. è stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. José Callejon. José Callejon. Bravo Vertonghen. Abbia. Vertonghen. Abate. Abate. Sterling. Sterling. Bravo Sterling. E Sterling se ne va. Sì, però Sterling, ho capito che sei magretto, però è proprio la velocità della tua. Va bene. Di testa un compagno. De Jong. Montolivo. Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso. Stringe i denti e cerca di restare in campo nonostante l'infortunio. C'è qualche movimento in panchina, Matteo? Sembra avere problemi al polpaccio, ma credo voglia continuare a giocare. Ah, Sterling sta male. Sì, sta male Sterling. La squadra è stanchissima, però se metto in campo le pippe, pensate, Honda. Qua al posto di Montolivo, Zemaili. Al posto di Sterling, chi cazzo metto? Pazzini. Facciamo così, ma comunque, vabbè. Disastro puro, ultimi minuti veramente allo sbando. Sostituzione in vista tra le file del gioco. Entra pulito sulla palla. Tiro senza prendere. Dai, niente. Proviamo offensivi. Tanto c'è poco da difendere. Niente, che va sempre bene però, che va sempre bene. 81esimo. È riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice. E fallo chi? Ma va a fare in culo, merda guana. I padroni di casa si preparano al cambio. Fuck off. Entrambe le squadre praticano delle sostituzioni. Si sistemano per la battuta. Avanza palla al piede. Bravo. Riesce a fermare l'azione. Dai, voglio avere l'ultima occasione. Ma va a cagare. Berani. Bravo. Ma Pazzini, l'uomo più lento del pianeta. Per Honda, sì, vabbè. Viene affrontato da un avversario. Beh, chiaro. Potrebbe essere l'ultima occasione. No, fallo. Beh, certo. Beh, mi sembrava ovvio che era fallo mio. Bisce. Azione costruita, cerca lo spazio. Ha spazio per il traversone. Higuain. Gol del Napoli. Incredibile. Incredibile. E lo scudetto è andato. E non per colpa mia, ragazzi. Avrò sbagliato le prime partite, ma questo contro il Napoli ho giocato benissimo. Purtroppo il PC ha deciso così. Bravi. Bravi, ragazzi. Non posso dire niente alla mia squadra. Merda. Merda di FIFA del cazzo. Gioco di merda, va cagare. Ciao, ragazzi. Un saluto dal comandante veneziano. Silenzio stato per 2 anni. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.